Davide Boneddu, geologo. Sabato mattina l'Ordine Regionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia ha organizzato un'escursione sul Monte Ortobene, un'iniziativa che ha quali finalità? Intanto quella di far passare una mattinata diciamo così, immersi nella natura del Monte Ortobene, accompagnati da 3 profondi conoscitori delle sue caratteristiche e della sua natura, che sono il geologo Francesco Murgia, il naturalista Renato Bruzzu e la giornalista Maria Antonietta Piga. L'obiettivo qual è? Quello è sostanzialmente non soltanto di fare una divulgazione prettamente di tipo culturale e conoscitiva sulle caratteristiche del monte, ma fare anche uno stato dell'arte su quello che è diciamo così, la pianificazione ad oggi e la gestione del monte. Allora io penso che chi oggi ha il compito di pianificare e gestire il Monte Ortobene, anche per completare e implementare quelle che sono le politiche fino ad oggi attuate, può guardare in quello che sta avvenendo nelle nostre immediate vicinanze. Mi riferisco in particolare al Parco di Tepilora, probabilmente il più virtuoso esempio di corretta pianificazione del territorio, dove tutela e valorizzazione ambientale hanno generato un volano economico, ecosostenibile e socialmente compatibile.